Va ora in onda la rassegna stampa. Buongiorno Pier Vittorio, a te la linea. Buongiorno Natalia, allora ti chiedo subito se mi sentite, vedete la condivisione schermo. Tutto benissimo, sì. Perfetto, allora veramente un grandissimo buongiorno a te, alle nostre ascoltatrici e ai nostri ascoltatori, voi che siete sempre dei patrioti innamorati della libertà. E allora la libertà che dopo la condanna di Mario Roggero vediamo a rischio è quella di potersi difendere da banditi, da malfattori, la libertà di potersi tutelare da chi minaccia anche i propri familiari. E quindi in questa nostra rassegna stampa di oggi 18 luglio di Radio Libertà, seguiremo ovviamente la vicenda di Mario Roggero, condannato, come sapete, in via definitiva a 14 anni e 9 mesi di carcere, condanna confermata appunto dalla Cassazione, condannato per aver ucciso 2 rapinatori e, come sapete, si è presentato al carcere di Bollate per costituirsi. Era stato confermato anche l'anticipo del risarcimento da pagare ai familiari poi dei 2 malviventi che erano stati uccisi, e quindi un anticipo pari in questa provvisionale a 780.000 euro. Alle 10:30 una delegazione della Lega Giovani si ritroverà fuori dal carcere di Bollate per manifestare il proprio sostegno a Mario Roggero. Lo riferisce proprio il partito, la Lega. Sarà presente anche Matteo Salvini, vice premier, appunto segretario federale della Lega, insieme a Luca Toccalini, come sapete deputato e segretario della Lega Giovani. Lega che vuole candidare Roggero, e Matteo Salvini ha dichiarato la richiesta di attenzionare questa possibilità di grazia a un 72enne che come Lega abbiamo proprio difeso, tutelato, e quindi i parlamentari di centrodestra stanno organizzando con il Ministro della Giustizia che lavora per formalizzare al Presidente della Repubblica questa richiesta di grazia. Ecco, aveva aggiunto Matteo Salvini, penso che rappresenti molti italiani a prescindere proprio da che cosa votino. E come ha ricordato ieri anche il nostro direttore Giovanni Sallusti, quando si è presentato a Bollate, il gioielliere di Grinzane Cavour ha detto qualche parola coraggiosa, chiara. Si è definito pentito, ma con il senno di poi, perché bisogna trovarsi in quelle situazioni. E poi lo stesso Roggero aveva ricordato che Mattarella aveva graziato uno scafista che però era accusato di aver ammazzato 30 persone, che appunto questi immigrati che erano morti asfissiati nella stiva. Quindi aveva rivolto questo appello molto accorato, appunto Roggero, dicendo che il capo dello Stato dovrebbe mettersi una mano sulla coscienza. Commenteremo quindi questo caso con il nostrissimo e instancabile Matteo Desio, come sapete conduttore per Radio Libertà del programma Te la rido io l'America lunedì mattina, e poi oggi, prima della finale di domani dei mondiali di calcio, vi faremo sentire anche l'intervista da Alexandra Colasanti, come sapete microfono d'oro, premio Sconcerti, conduttrice per Top Calcio 24 del programma Calcissimo, un programma di Fulvio Collovati che vi ricorderete, uno degli eroi azzurri proprio del mondiale vinto in Spagna 82, quindi con Alexandra abbiamo un po' ripercorso questo mondiale, ma abbiamo anche analizzato i mali del calcio italiano, nazionale azzurra che appunto per la terza volta consecutiva non si è qualificata ai mondiali. E poi terremo sempre aperto questo nostro spazio di democrazia interno, come l'abbiamo definito, quindi vedremo i vostri messaggi, potete chiamarci sempre allo 0292947222, 3 volte 2 finale, potete scrivere i vostri messaggi nei commenti, quindi sotto la diretta Facebook delle pagine della Radio della Lega, potete mandarci i vostri messaggi anche al numero WhatsApp della radio, il 340 6709 659. Vi ricordo anche le nostre coordinate, potete seguirci dal canale digitale della Radio DAB, dicevamo dalle pagine Facebook della Radio della Lega, dal sito internet radiolibertà.net, dalle app della radio per i sistemi operativi iOS e Android e dal canale YouTube. Io vi ho aperto, vedete, la prima pagina qui di Libero in condivisione che titola "Che vergogna, Roggero in lacrime in carcere", e quindi ci starà per 14 anni, ira della Meloni, basta risarcire chi commette reati, e poi la sinistra smentita, di questo se ne occupa anche La Verità di oggi, cioè la possibilità comunque del Ministro della Giustizia di attivare proprio la procedura, il procedimento, l'iter per far conseguire la grazia. Ecco perché Nordio poteva avanzare la richiesta di grazia. L'avvio di un'istruttoria del Ministro della Giustizia Carlo Nordio per la grazia a Mario Roggero rientra nelle sue prerogative.
Lo scrive in un manuale di diritto Enrico Gallucci, pensate un po', responsabile dell'ufficio comparto grazie al segretariato generale del Quirinale. Quindi la sinistra smentita su questo, visto che poi aveva attaccato il ministro Nordio, magistrato da una vita, come se fosse uno scolaretto allo studio delle prime nozioncine di diritto. L'editoriale qui di Alessandro Sallusti, quando è troppo è troppo, e sono tantissimi gli italiani. Poi leggeremo anche i messaggi, le lettere che hanno mandato tanti lettori alle varie testate, vedremo qui sul Libero, Giornale, La Verità, ma sono tantissime poi anche le star, i VIP che si stanno schierando proprio a favore di Mario. Quando è troppo, evidentemente la misura è colma, diversamente non si spiega l'ondata di indignazione collettiva per la carcerazione di Mario Roggero, condannato in via definitiva a 14 anni per aver ucciso nell'aprile del 2021 due rapinatori in fuga dal suo negozio che avevano appena saccheggiato. Lui che era stato vittima di tutta una serie di rapine. Evidentemente la gente non accetta più di discutere sui secondi e sui metri di distanza, peraltro entrambi pochi, dal preciso luogo del crimine, all'interno del negozio, che trasformano una legittima difesa in un duplice omicidio volontario. Evidentemente si è creato un abisso tra l'astratta applicazione dei codici da parte di PM e giudici e la giustizia reale, che dovrebbe sempre e comunque difendere gli onesti e punire i criminali. Evidentemente sapere che i parenti dei due rapinatori se la godranno con 780.000 euro di risarcimento che la vittima deve loro per sentenza e che i parenti della vittima dovranno rinunciare a qualsiasi agio e probabilmente fare debiti per risarcire famiglie criminali è troppo per qualsiasi mente razionale. Evidentemente è difficile per chiunque sostenere che per una persona di 72 anni una pena di 14 anni non equivalga all'ergastolo, perché è difficile pensare che esca viva dalla prigione e comunque poi dopo abbia una possibilità. Allora, è tutto evidente, ma evidentemente non lo è per i magistrati, che sono arrivati a queste conclusioni dissennate e logiche, ma non per quei politici però di sinistra che applaudono alla sentenza, perché l'Italia non è un far west. Non solo poi politici di sinistra, vedremo ecco anche dai titoloni come stanno commentando, come continuano a commentare la vicenda anche giornaloni di sinistra. E no, cari signori, l'esasperazione di Mario Roggero è figlia del senso di impunità che una certa politica, una certa legislazione, una certa cultura, soprattutto cultura giuridica di certe toghe e magistrati, hanno fornito a piene mani a ogni tipo di criminalità. Se rapini qualcuno minacciandolo di uccidergli la figlia, questo è accaduto a Roggero, devi mettere in conto di lasciarci le penne dentro o fuori il negozio che stai assaltando, perché sei tu che ti stai muovendo con le regole del Far West, il bandito, il malvivente. Il problema non è chi e come deve rimediare con un provvedimento di clemenza alla diatriba tra Mattarella e Nordio. Il problema è che Mario Roggero non merita di finire la sua vita in carcere. Questo è evidente a tutti e questa deve diventare una battaglia civile. Insomma, perché poi alla fine l'ingiustizia è massima per la pena, perché significherebbe appunto una sorta di ergastolo, l'ingiustizia è massima per questo mega risarcimento e tanti giustamente si chiedono ma allora tutti i reati che rimangono impuniti perché magari non vengono denunciati o perché magari poi non viene identificato il reo, le richieste di archiviazione, le prescrizioni, le pene blande, leggeremo no, di questi ladri malviventi che usano i commissariati e le stesse case circondariali come porte girevoli, delinquono, poi riescono, ritornano a delinquere, cioè è mai possibile questo? E poi magari che risultano incapienti, quindi che non pagano un euro e poi accedere agli stessi fondi per le vittime di violenza e di reati violenti è difficile per l'onesto cittadino. Quindi vi rendete conto proprio di una giustizia che non c'è, perché se giustizia significa dare a ciascuno il suo, è veramente un mondo sottosopra, una giustizia che è ingiustizia e l'avevamo detto, insomma, ricorda veramente la giustizia di Pinocchio, di Collodi, cioè Pinocchio va lì dal giudice Gorilla, dice io sono stato derubato, allora va in galera. Pinocchio capisce che in quel paese la giustizia funziona al contrario, allora dice no, signor giudice, sono io il ladro. Allora benissimo, sei libero, questo è. E allora, vedete, poi c'è anche la questione invece della caccia all'ebreo in vacanza, l'ultima follia antisemita, e poi il caso Ranucci, i PM si chiedono se Ranucci sapesse, dubbi degli inquirenti, Sigfrido era a conoscenza dell'indagine sulla Vitola, e poi gli 8 miliardi donati da Conte ai veri colpevoli per il crollo del ponte Morandi.
questo accordo proprio per estromettere il Benetton dalle autostrade, che è costato 8 miliardi. Io vi apro però, l'abbiamo detto prima, probabilmente li avete già visti, no? Da giornalone, lo riaggiorniamo da qui, vedete i giornali che sono usciti oggi, le prime pagine. Corriere della Sera, che è un po' più neutro, Rogero in carcere e scontro, poi vedremo anche l'editoriale di Angelo Panebianco che dice che questa legge elettorale deve bloccare gli estremi, che c'è una situazione addirittura paragonabile, qui vedete, alla Repubblica di Weimar, e poi la vignetta di Giannelli, molto critica nei confronti di Nordio e del centrodestra. Qui si vede dal Quirinale e dalla balconata, mi raccomando, guardati da Salvini e Vannacci. Avete capito, no? Il problema sarebbe rappresentato da questa destra che chiede più sicurezza e chiede di tutelare, di difendere i cittadini onesti che si sentono abbandonati, perché appunto lo dicevamo, reati che rimangono impuniti da parte di criminali e malviventi, uno si difende e vede lo Stato che ti massacra invece con queste condanne. E invece vediamo anche, no, lo stavamo dicendo prima, il titolone di Repubblica, il governo che assolve Rogero, La Stampa invece qui un po' più neutra oggi, la resa del gioielliere, e poi vedendo gli altri giornali vedete il derby Minetti-Rogero, con l'editoriale molto critico di Travaglio nei confronti di Rogero, e anche qui sarebbe da riprendere il titolo di Libero che abbiamo letto prima, che vergogna, perché addirittura poi va a ripescare nel passato di Rogero, qui Travaglio, vedete, e lo attacca chiaramente, perché ricorda addirittura il caso di Rogero, che sarebbe addirittura recidivo, si permette di attaccarlo perché semplicemente ci fu quella discussione con il fidanzato della figlia, che attenzione le aveva alzato le mani, era un tipo violento, e allora poi lui era andato a casa e gli aveva fatto questa sceneggiata, insomma l'aveva minacciato. Quindi veramente vergognoso, perché si accanisce qui Travaglio, comunque c'è una persona che sta subendo una profondissima ingiustizia. E qui vedete, si riporta questo caso, patteggiò con limiti all'uso dell'arma. Addirittura denigrato, vita di Mario col vizio del revolver, aggredì pure il ragazzo della figlia. Insomma, questo per farvi capire anche le altre testate come commentano. Ma io ritorno poi nella nostra area, vedete qui La Verità, l'Italia che sfida Mattarella, dai la grazia a Rogero, e poi politici, star, cittadini comuni, già centinaia di migliaia di firme a sostegno della richiesta presentata proprio dalla moglie del gioielliere, che era stato condannato per aver ucciso i 2 rapinatori durante l'assalto al suo negozio. E poi quello che dicevamo, la Lega che raccoglie i fondi. E vi apro anche, vedete, prima pagina del giornale su questo tema, l'Italia che si difende, il caso Rogero, il gioielliere va in cella pentito, ma in quei momenti, come dire, lo stress che si accumula, la tensione, istanza di grazia della moglie, la Lega vuole candidarlo, oggi Salvini, dicevamo, a bollate, Meloni stoppa i risarcimenti per chi aggredisce. E poi noi con Mare, con il Paese, la stanza di Vittorio Feltri, la sinistra eviti le ironie su Nordio, quello che stavamo dicendo, che Nordio è stato pure denigrato, deriso dalla sinistra, semplicemente perché poi è in suo potere, no, la possibilità di attivare questa procedura di grazia. L'editoriale di Tommaso Cerno, un doveroso bagno di realtà. Non c'è da stupirsi in un'epoca in cui la sinistra spedisce in viaggio premio all'Europarlamento con una diaria da 20.000 euro al mese tra annessi e connessi, chi andava in giro di notte col martello a rieducare presunti nazi. Il caso di Mario Rogero non può che lasciare l'intelligenza progressista nel più gelido disinteresse. Sì, una sinistra che coccola questi delinquenti criminali e poi invece permette, no, che ci possano essere queste ingiustizie ai danni di chi è stato sempre un onesto cittadino che ha rispettato le leggi, che ha lavorato. Anzi, li lascia nel più gelido nel fastidio, perché per questa sinistra i rapinatori morti durante un incidente sul lavoro, quello di assaltare le gioiellerie armati fino ai denti, fanno pena, sono vittime del sistema, poveri cristi da piangere. Mentre il gioielliere che reagisce, l'uomo che vede la propria vita e i propri sacrifici minacciati, diventa invece il mostro da sbattere in cella. È lo stesso cortocircuito morale che ci mostra donne che pregano recluse in recinti per uno strano spirito di integrazione, o i carabinieri del caso Rami che sono finiti a processo anziché essere encomiati.
C'è un caos totale su due concetti elementari: sicurezza e difesa della proprietà privata. Finché Ruggero starà in carcere mentre le bande dei borseggiatori si fanno beffe delle leggi per strada, giustizia non sarà fatta, perché esiste qualcosa di più alto di una sentenza, e che è il buon senso. Vi ricordate Matteo Salvini quante volte che cita il buon senso, inteso proprio come ragionevolezza, che deve essere anche una sorta proprio di riflesso della legge naturale, di quei principi morali che albergano, no, in ogni uomo con coscienza. L'eccesso di difesa è un mostro giuridico partorito da chi non ha mai avuto una pistola puntata in faccia. Ha reso Maranza e criminali dei privilegiati impuniti che ridono della nostra mania di difendere l'indifendibile. Probabilmente guardandoci si chiedono: ma chi glielo fa fare? Altro che grazia, qui servirebbe appunto un bagno di realtà. Maranza e anche ragazzine che si dovrebbero integrare e che invece si preparavano, no, a farsi esplodere in nome di Allah, la teenager di Allah che voleva costruire una cintura bomba. E poi pensate anche le minacce, le intimidazioni delle ONG. Qui lo scoop del giornale, il bavaglio della ONG: non indagate su di noi, altro soccorso sospetto. Sea-Watch, che vuole tappare la bocca al giornale, una delle ONG più estremiste, ha inviato una diffida a proseguire nell'inchiesta sul traffico di clandestini. E poi addirittura il grillino carotenuto che sulla vicenda Rannucci dai 5 Stelle frasi shock: governo, il mandante morale, sentite un po', quando invece sta venendo fuori tutta questa vicenda assurda, l'abbiamo ricordato, per cui l'amico La Vitola sarebbe il mandante. Adesso si cerca di capire il motivo, il movente. Io vedo anche che qui ci sono già dei messaggi, per esempio Marco da Milano che ci ha scritto: possiamo tranquillamente dire che per colpa della sinistra l'Italia è già al Far West, ma è il Far West ma non per la difesa di chi esasperato, continuamente rapinato, derubato, vedendo l'ingiustizia, alla fine si difende e reagisce, ma anche perché ha paura, vive nel pericolo. E Marco giustamente dice: siamo già al Far West perché poi alla fine con queste toghe che liberano, che applicano delle leggi, le interpretano a loro modo e fanno di tutto sempre a favore del reo, questi sono in giro, ridelinquono e risiamo appunto a capo, e c'è questo cortocircuito. Io infatti prima ve lo citavo, eccola qua la scena mitica di Pinocchio al Palazzo di Giustizia. Sei derubato, allora in galera; sei te il ladro, allora sei libero. Così per strapparci due risate, perché veramente il fegato è amaro e siamo avvelenati. Io poi vi apro anche la prima pagina del Tempo, l'apriamo però da qui, vedete, anche qui sul caso Ruggero, con la riflessione di Capezzone e il suo editoriale: l'Italia è con Ruggero, crisi di nervi a sinistra, perché poi è una sinistra che si scopre incapace sempre di capire questo problema, anche di leggere la realtà, e il problema della mancanza di sicurezza. Poi vedremo anche l'intervista che ha rilasciato per Repubblica su questo tema De Pascale, però lo stesso De Pascale poi alla fine si lamenta del fatto che non ci può essere, non ci deve essere il Far West, questa possibilità per chi si difende di poter avere una sorta di licenza di uccidere. Avviso ai naviganti, qui l'editoriale di Daniele Capezzone: la misura è colma e quindi l'umore degli italiani è pessimo. Forse non è chiaro perché l'estate tende un po' ad anestetizzarci, un po' tutti abbiamo una gran voglia di fare un bagno al mare, una passeggiata in montagna, ma c'è una cosa che non passa, ed è l'umore non buono degli italiani quando hanno la sensazione di stare subendo un'ingiustizia, calcisticamente parlando direi un arbitraggio sleale e fazioso. Cominciamo a sommare diverse cose. Ieri è scattato l'arresto per Mario Ruggero e tutti lo vediamo e lo percepiamo come un nostro parente, come un papà o un nonno vittima di una clamorosa ingiustizia. Non perdete tempo con il balletto delle dichiarazioni politiche, concentratevi su voi stessi, su noi stessi. Più guardiamo Ruggero, più lo ascoltiamo e più scatta un effetto specchio, una sensazione di identificazione. Ruggero poteva essere ognuno di noi e ognuno di noi poteva diventare Ruggero, nel doppio senso del rapinato prima e dell'aggredito dalla giustizia dopo. Dopodiché, cambiando versante, c'è un Sigfrido Ranucci che continua a imperversare e a straparlare, e un signor La Vitola che, nonostante forti sospetti di inquinamento delle prove e perfino un rischio di fuga all'estero, non è al momento oggetto di misure cautelari. Sì, perché appunto è ancora libero. Qui, essendo garantisti, potremmo anche
compiacercene, però la cosa è curiosa. Maria Dinolfi è rinchiusa ai domiciliari, privato pure del telefono, mentre la Vitola si fa uno spaghettino alle vongole intrattenendo i giornalisti. Intanto, terza istantanea, Giuseppe Conte non si è ancora dimesso dalla commissione Covid, dalla quale dovrà essere audito ad agosto, ma circola voce che l'audizione avverrà in forma libera. E no, signori, dovrebbe avvenire con modalità di testimonianza formale, con le conseguenti responsabilità penali in caso di mancato concorso alla ricostruzione della piena verità dei fatti. Non scherzate con la pazienza degli italiani, perché la misura è colma. Tanti no, l'hanno scritto, non ne possiamo più. Io per esempio, prima ve l'ho citati, no, i messaggi dei lettori, e allora per esempio andiamo a pagina 22 della Verità e così prendiamo anche la riflessione di Giordano su questo caso e poi anche di Belpietro, sempre per la Verità, no? E allora tanti che si sfogano, ovviamente la lettera è indirizzata allo stesso Mario Giordano. Vedete qui, vanno risarciti Ruggero e le altre vittime come lui. Caro Giordano, chi è causa del suo mal? Questa frase ai miei tempi, oggi ho quasi 82 anni, era detta dai genitori ai figli per renderli coscienti delle conseguenze delle proprie azioni. Quei delinquenti che fanno rapine, come è avvenuto con Ruggero, dovrebbero tenerla ben presente e accettare tutte le relative conseguenze, compresa la morte. I loro parenti non dovrebbero assolutamente essere risarciti, anzi dovrebbero essere loro a risarcire chi è stato aggredito. Questo che scrive Tommaso Mancini da Ravenna. La risposta di Belpietro: sono d'accordo con lei, caro Tommaso, se uno sceglie, ripeto, sceglie liberamente di compiere un atto criminale, non può e non deve essere risarcito in nessun modo. Adesso, come avrà visto e come abbiamo detto, il Consiglio dei Ministri ha approvato un disegno di legge che prevede proprio l'impossibilità di risarcimenti in casi come quello di Mario Ruggero, quindi risarcimenti ai familiari, in questo caso dei banditi, dei ladri che hanno perso la vita. Anche se il provvedimento, non essendo retroattivo, non può essere applicato al gioielliere di Cuneo, a cui le famiglie dei banditi hanno chiesto 3.200.000 euro. Certo, c'è questa difficoltà, no, di attuare una retroattività su un caso che ha già visto il giudicato, però non è detto che Mario Ruggero debba praticamente finire sul lastrico e mettere tutti i risparmi suoi e dei suoi familiari a disposizione dei familiari di questi malviventi. Perciò bisogna studiare altre soluzioni, abbiamo detto anche la stessa raccolta fondi. Però non basta, qui continua invece Giordano. Il punto è proprio quello che dice lei, bisognerebbe ribaltare tutto e mettere finalmente per il verso giusto, e questo mondo al contrario. Qui la citazione, diremmo noi, no, dello scissionista. Non basta eliminare ogni tipo di risarcimento per chi va a rubare, bisogna aggiungere che in ogni caso il rapinatore o la sua famiglia, se lui il rapinatore, rimane ucciso, deve risarcire il derubato che si trova costretto a subire spese legali, processuali, eccetera, per colpa di atto criminale che lui non ha deciso, ma solo subito. Beh, anche perché spesso gli italiani sono vittime di violenze, di reati violentissimi commessi proprio anche da stranieri irregolari. Ve lo ricordate anche il caso veramente accorato, una testimonianza drammatica, tragica, di quella signora che aveva perso i due genitori anziani che erano stati uccisi, massacrati in quel modo barbaro da un immigrato clandestino, richiedente asilo. Non si può dire immigrato clandestino regolare, era proprio il 2015, governava Renzi, c'era la mega invasione in atto, c'era questo immigrazionismo totale che ci dovevamo sentire, e dicevo, la Lega poi l'ha ricordato questo caso, ecco, lo riapriamo da qui, perché il clandestino che ha sgozzato mio padre, violentato mia madre prima di buttarla giù dal balcone, il 2015 a Palagonia, provincia di Catania, Mamadou Camara, immigrato clandestino che aveva barbaramente ucciso questa coppia di anziani. Lui ha avuto tutto, il garante dei detenuti, l'avvocato gratuito, l'istruzione e quant'altro. Invece io, cittadina italiana, non ho ricevuto nemmeno un euro di risarcimento. Inaccettabile. E la Lega appunto aveva rilanciato questa testimonianza. Qui vedete la signora che era stata intervistata a Fuori dal Coro. E abbiamo citato appunto Giordano di Fuori dal Coro, e vedete però anche tutti gli altri messaggi. Per esempio, viviamo in una sorta di anarchia globalizzata, a proposito poi di questa politica, e poi sui temi del voto anticipato, che sarebbe un pessimo scenario, e poi la Commissione deve indagare anche sui danni dei vaccini.
Allora, io adesso con voi però riprendo anche Libero, perché da Libero dobbiamo vedere anche questa parte della visita di Salvini a Bollate, ecco, quindi lo riapriamo da qua e così vediamo anche tutte queste altre notizie dall'interno, per esempio, dicevamo di Libero, no? E allora, mai più risarcimenti a chi rapina e stupra. Oggi Salvini in visita a Bollate, la Lega valuta la candidatura. Qui vedete dal Carroccio anche una raccolta fondi per sostenere le spese legali di Roggero. Questa mattina, intorno alle 10:30, Matteo Salvini si recherà all'esterno del carcere di Bollate per prendere parte al presidio promosso dalla Lega Giovani in sostegno a Mario Roggero, il gioielliere che è stato condannato appunto a 14 anni e 9 mesi per l'omicidio di 2 rapinatori che avevano sequestrato lui e la famiglia per svaligiare il suo negozio. Un sit-in a cui sarà presente, dicevamo anche prima, il coordinatore nazionale dei giovani, il deputato Luca Toccalini, oltre a parlamentari e militanti. E quindi il movimento di Matteo Salvini non esclude una candidatura del gioielliere e oltre alla campagna a favore della grazia, il partito sta valutando ogni possibile iniziativa nel pieno rispetto della legge, compresa l'eventuale candidatura di Roggero qualora ne ricorrano i presupposti normativi. E poi parallelamente la Lega è impegnata a promuovere questa massiccia raccolta di fondi destinata ad aiutare il gioielliere nel pagamento dei risarcimenti disposti dalla sentenza. Per la Lega, chi ha difeso il proprio lavoro e la propria vita non può essere lasciato solo. C'è sempre una certa riottosità, no, della sinistra a tutelare chi prova a difendere il proprio patrimonio, ma quel patrimonio lì, quell'attività, quel negozio, quella gioielleria è il proprio lavoro, è la propria vita, è anche quello che garantisce sostegno, sostentamento a sé e ai propri familiari. Però loro invece sono dalla parte, no, di chi attenta al patrimonio, la banda del martello, di quelli che andavano in giro ad occupare e magari a fare altri reati violenti a danni di presunti neonazisti. E poi vedete Roggero che è in carcere in lacrime, qui siamo a pagina 3, sempre di Libero, Mattarella mi dia la grazia, qui vedete il Virgorettato, il gioielliere si costituisce e si appella al Presidente della Repubblica, Salvato Laminetti è anche uno scafista. Politica, lui ha risposto, no, anche scherzando, no, della serie in questo momento, adesso io che mi vado a costituire in carcere, figuriamoci, la candidatura è l'ultimo dei pensieri, però l'abbiamo detto prima, l'abbiamo ricordato, per la Salis la candidatura è stato un modo proprio per evitare il carcere, lei che andava lì in giro con la banda del martello. La moglie deposita la richiesta per ottenere la clemenza. Poi in riferimento a questo caso, no, dello scafista, io ve lo recupero da qui, ecco, perché è un caso che appunto aveva destato scandalo, il caso di Alaa Farai, lo scafista citato da Mario Roggero, e lui che appunto è uscito di prigione dopo aver trascorso 10 anni. Ve lo ricordate? Accusato di essere stato uno scafista, nel 2021 infatti era stato condannato, qui, scusate, vedete è partito questo annuncio, lui che era stato condannato in via definitiva per reati di omicidio plurimo e favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Infatti nonostante qui, vabbè, subito il post ripete i dubbi, però lui era responsabile di tutte quelle morti, degli immigrati che erano in stiva. Alaa Farai ha 31 anni, ha trascorso gli ultimi 10 anni appunto in carcere a Palermo, in Italia dal 2015 quando arrivò appunto a Catania. Aveva lasciato la Libia su una nave che era stata poi soccorsa al largo della Sicilia. Sopra questa nave c'erano 362 persone migranti, 49 delle quali furono trovate morte nella stiva e venne in seguito accusato dalla giustizia italiana di essere uno degli scafisti della nave e condannato a 30 anni di prigione. E allora la domanda è: com'è che lui, scafista, che aveva violato tutte queste leggi sulla migrazione, lui che era corresponsabile di questa morte, di questi migranti che erano morti asfissiati, per lui la grazia parziale dopo che era stato condannato a 30 anni di prigione. E per Mario Roggero no? Ecco la domanda che appunto rivolgiamo ai tanti scettici. Io vedo che sono le 8:30, allora veramente piccolo break perché ci ritroviamo fra pochissimo, Natalia, così riprendiamo questa parte. In quanti ti promettono trasparenza, ma alla fine ti ritrovi sempre con la bocca chiusa e non puoi dire quello che pensi? Radio Libertà non ha filtri né censure. Ascolta la gente e parla come la gente.
C'è chi te la racconta sbagliata e chi te la racconta male. C'è chi te la racconta tagliata e chi te la racconta al contrario e chi non te la racconta affatto. QDS te la racconta giusta. Ogni giorno la tua terra, il suo presente, le sue attese, la sua volontà di rinascita. Leggi, abbonati, scegli il Quotidiano di Sicilia. L'informazione giusta per crescere insieme. Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis! Anche tu da qualche tempo hai quei fastidiosi dolori alle spalle, alle ginocchia, ai gomiti, alle anche e il tuo medico le ha classificate come artrosi? Aiutati attraverso ACEUC2. ACEUC2 è il nostro integratore alimentare a base di collagene nativo non denaturato di tipo 2, quello che aiuta le cartilagini a rigonfiarsi di collagene in modo che le articolazioni non si tocchino e non si sfreghino più. È un prodotto completamente naturale, stamattina in offerta speciale per voi. Chiamate subito 030 68 40 408. Vuoi provare il trattamento di 30 giorni? 35 euro. Vuoi provare il trattamento di 60 giorni? 60 euro. Vuoi provare il trattamento di 90 giorni? 79 euro. Ma se acquisti il trattamento di 4 mesi, 120 giorni di trattamento, un prezzo straordinario speciale per voi se chiamate subito lo 030 68 40 408, dite ho ascoltato Radio Libertà, avete prezzo straordinario, trasporto gratuito e anche uno splendido omaggio. Solo ed esclusivamente adesso se chiamate subito lo 030 68 40 408. Di nuovo a te la linea. Grazie Natalia. Allora leggiamo anche tutti i messaggi che ci avete mandato. Vedo per esempio Maurizio, Walter e non solo. Maurizio che ci scrive: visto con quanta velocità Mattarella ha chiamato Nordio, le grazie spettano solo a me. Se aspetti la grazia di Mattarella stai fresco. Mattarella che non ha fatto nulla nonostante le denunce di Palamara e graziato personaggi ambigui come scafisti, quello che appunto stavamo richiamando prima. Gran presidente, ecco la pecca di questi partiti, dei nostri partiti di centrodestra che alla fine l'hanno rieletto. Purtroppo diciamo che poi questa rielezione era quasi inevitabile, stando in quel governo di unità nazionale, in quella coalizione con gli altri partiti. Ma sta invece a Mattarella però stabilire i ministri del governo eletto? Si chiede Maurizio. E sempre Maurizio, un altro problema dei delitti dei clandestini è che non avendo nulla non pagano i danni appunto che loro cagionano. Chi uccide ladri in casa sua deve dare invece i miliardi. È veramente uno scandalo questo. Maurizio giustamente ce lo fa presente. Ma chi sono gli avvocati avvoltoi che assistono le famiglie dei ladri morti? Credo che le stesse famiglie mi si sarebbero sognate di chiedere quattrini, scrive Walter. E a proposito di questi avvocati, vi ricordate anche l'uscita dell'avvocato di Innocent Osegalè che aveva ucciso, fatto a pezzi poi la stessa Pamela Mastropietro, messaggi social contro appunto l'avvocato difensore Simone Matraxia di Innocent Osegalè, il nigeriano implicato nella morte di Pamela Mastropietro. Poi vedete, sembra quasi che si faccia vittimismo, no, da parte di questi soggetti che alla fine ricevono delle critiche, per carità, no? Condanniamo gli insulti, la violenza verbale, messaggi di hater, però non si può nemmeno dire che alla fine il cittadino italiano debba privarsi della possibilità anche di sfogarsi, di lamentarsi di questa giustizia che non funziona, cioè perché poi alla fine siamo anche tutti vittime di questo sistema con ingranaggi diabolici, perché sentenze che sono palesemente inique. La sinistra partecipa alla rapina dei patrimoni altrui, non toccate le loro ricchezze però, sono sacre, giustamente ci puntualizza Antonia. È proprio questo il motivo, insomma, che poi alla fine, lo dicevamo prima, sembra quasi che questi delitti contro il patrimonio per la sinistra siano delle bazzecole, ma sì, no? Poi alla fine c'è disagio sociale, sono dei poveretti, devono campare anche loro, è il loro lavoro e quindi
però come ogni lavoro c'ha i suoi rischi e il rischio è proprio quello che poi chi si difende possa reagire. E però viviamo proprio, lo dicevo, ecco, già l'avevamo anticipato, una sorta di situazione di anarcotirannia. Questo è un concetto che poi era stato coniata, questa definizione, proprio da un pensatore americano, no? Sam Todd Francis, che per carità poi è stato accostato alla destra radicale, eccetera. Però appunto l'idea è proprio quella: viviamo in un'anarchia perché poi alla fine i banditi criminali qui sono in giro coccolati dalle toghe, pene blande, magari non vengono identificati, magari richieste di archiviazioni, e quindi l'anarchia, perché c'è un patto sociale che si dovrebbe far rispettare, no? Secondo anche le idee di Hobbes. Se poi alla fine lo Stato è il detentore della forza legittima, che usi con la forza legittima, con la spada, per tutelare noi cittadini per bene. Invece no, l'anarchia, però al contempo la tirannide, la tirannia perché? Perché quello stesso Stato diventa ipertrofico, un vero leviatano, no? Come nei discorsi, nelle considerazioni di Hobbes, che si occupa però di massacrare il cittadino onesto per bene con fisco, burocrazia, e quindi diventa opprimente, asfissiante. E il tema proprio del contratto sociale che viene violato oggi lo affronta per esempio la Silvana De Mari sulla Verità. Io adesso, ecco, ve lo apro da qui, andiamo un attimo all'interno, a pagina 7, vedete, oggi dobbiamo anche oggi continuare a fare zigzag perché il macro tema è questo, ma sono purtroppo anche tante, no, le implicazioni che dobbiamo vedere di tutta la vicenda. Vedete, lotta ai delinquenti, senza sicurezza lo Stato non è più legittimo, scrive Silvana De Mari. Il patto sociale si basa sulla rinuncia all'autodifesa in cambio di protezione. Ma qual è la protezione che offre lo Stato se questi banditi stanno sempre in giro liberi di delinquere? Il potere deve giustificare con i fatti il suo monopolio della forza, altrimenti significa che una delle due parti non sta rispettando l'accordo, e il ricorso alla violenza poi diventa purtroppo, ma tragicamente, necessario. Di fronte a un pericolo agisce il sistema limbico, la più antica parte del cervello, e se il contratto non viene onorato, da cittadini noi diventiamo sudditi, perché qui noi continuiamo, no, sempre a subire angherie e ingiustizie. Mario Roggero, infatti, scrive la De Mari, aveva alle spalle una lunga e indecente serie di rapine che aveva subito, non un episodio isolato, ma una persecuzione, minacce rivolte a lui, a sua moglie, a sua figlia, le persone che un marito e un padre ha il dovere biologico, prima ancora che morale, di proteggere. Quando quei rapinatori sono entrati ancora una volta nella sua gioielleria, ecco qui quello che stavamo dicendo sulla parte del sistema limbico, il suo cervello non stava consultando il codice penale, era dominato dal sistema limbico, la parte più antica del cervello, quella programmata per una sola missione: sopravvivere e far sopravvivere i propri cari. La corteccia cerebrale, quella che valuta, pondera, distingue, cita articoli e sentenze, in quei momenti arretra, ecco. Ma anche qui i giudici che pagano questo danno reputazionale, poi ci si lamenta, vedremo, no, su altre testate più di sinistra che dicono tutti questi sfoghi social contro le toghe, ma un conto è elaborare, ponderare, appunto, stare a valutare norme e giurisprudenza, stare stando lì magari, no, belli seduti in tranquillità. È un conto vedersi una minaccia del genere, dei rapinatori, dei banditi che stanno anche attentando alla propria famiglia. È ovvio che si possa reagire di impulso, è fisiologico, è fisiologia, è neuroscienza, no? È il funzionamento normale di un essere umano sottoposto a un'aggressione estrema. E quindi la spiegazione poi qui di Silvana De Mari, però la sua reazione può essere giudicata sul piano del diritto, ma sul piano umano è comprensibile, sul piano biologico lo stesso è comprensibile, per molti anche sul piano etico. Lo stesso ragionamento vale per la donna di Viareggio che subito dopo aver subito una rapina investì con l'automobile il proprio aggressore. Anche in quel caso il sistema limbico aveva preso il comando. Pretendere che una vittima appena aggredita ragioni come un professore di diritto seduto in poltrona è una richiesta disumana. E poi arrivano le sentenze che sono implacabili, no? Con tutti questi anni e questi mega risarcimenti. Uno dei responsabili dell'omicidio del vice brigadiere Mario Cercellio Rega si trova oggi agli arresti domiciliari, ma ci rendiamo conto? Presso l'abitazione della propria nonna. Nel frattempo Mario Ruggero viene condannato a 14 anni e 9 mesi. È inevitabile che molti cittadini si chiedano quale sia il messaggio. Ecco perché questo sfogo.
Io poi vi leggo anche l'altra notizia che prima abbiamo richiamato di questa ragazzina jihadista, qui andiamo a pagina 15, e poi addirittura dei Maranza che adesso hanno inaugurato quest'altra moda, no? Di andare ai rifugi e vandalizzare i rifugi di montagna. Lotta all'invasione, Stefano Piazza che scrive appunto di questa ragazzina di origine italo-egiziana accusata di terrorismo e che è stata individuata tramite il monitoraggio di siti affiliati all'ISIS, e sui suoi dispositivi la polizia ha rinvenuto anche istruzioni per la realizzazione di una cintura esplosiva. Era pronta all'azione, inneggiava al martirio, arrestata la minorenne, e quindi attraverso verifiche e servizi mirati gli agenti sono riusciti ad attribuire il profilo sospetto alla 17enne. Durante l'operazione sono stati sequestrati diversi dispositivi elettronici utilizzati dalla ragazza, cellulari e altri supporti informatici sono stati sottoposti ad analisi per ricostruire la rete dei contatti, le conversazioni e i materiali consultati o archiviati. Gli accertamenti avrebbero fatto emergere una frequentazione degli ambienti radicali più estesa rispetto a quella individuata inizialmente. La minorenne sarebbe stata presente in numerosi canali e gruppi distribuiti su differenti applicazioni di messaggistica. E la maggior parte di questi spazi sarebbe stata riservata e riconducibile alla galassia del jihadismo internazionale. Alcuni, secondo gli inquirenti, avrebbero avuto legami diretti con lo Stato islamico. Pensate un po'. E poi quello che vi dicevo, ultima vetta dei Maranza, salgono sui monti per vandalizzare i rifugi. Le baby gang che si incamminano per imbrattare i bivacchi, è successo sulla Grignetta, scritta in arabo e Palestina libera. E insomma, non serve tirare in ballo la maleducazione. L'attacco a questi storici bivacchi è un atto premeditato, perché nel kit del perfetto alpinista non c'è di sicuro la bomboletta di vernice spray. Qui i cosiddetti Maranza hanno scientemente deturpato un bene di tutti. E Lorenzo Colombo sull'Ecco Notizie centra il punto. Questi gesti non sono espressione di libertà, sono la manifestazione dell'arbitrio, l'idea che il proprio volere prevalga su ogni limite, su ogni regola, su ogni responsabilità verso gli altri. E quindi confondere la libertà con il diritto di fare qualsiasi cosa è uno degli equivoci più pericolosi del nostro tempo. Il bivacco è costantemente accudito dai ragni di Lecco, e un'associazione alpinistica afferente al CAI, per dire a gennaio sotto la neve alcuni di questi ragni sono saliti in cima per riparare la porta che si era rotta, e l'intervento di riparazione era stato l'occasione per ricordare alcune regole elementari da seguire nell'utilizzo del bivacco. Si invita ad aprirlo e utilizzarlo solo per necessità, entrandovi senza ramponi, ramponcini ai piedi, lasciandolo più pulito e ordinato di come le si è trovato e chiudendo bene la porta. E queste dovrebbero essere le regole minime, ma qui invece vediamo proprio maleducazione, insomma, sfrontatezza, addirittura questo imbrattamento. Io prima di lanciare la nostra intervista ad Alexandra Colasanti sul calcio, sui mondiali, e ci scusiamo perché nelle precedenti puntate non ci eravamo proprio occupati per nulla, no, dei mondiali. E adesso, visto che siamo arrivati in conclusione, lo facciamo, anche se oggi vorremmo dedicare tutto questo spazio solo al caso di Mario Roggero, ma anche al caso della sicurezza. E io allora vi lancio questa notizia che probabilmente avete già visto, però dalla stampa di oggi, e poi appunto facciamo sentire questa intervista sui mondiali. Vedete, no? Far West con legno, fermato un cinquantenne, uccide anziano con un taglierino dopo la lite in strada. Qui dalla stampa di oggi, e vedete poi la notizia che viene approfondita a pagina 19, ed è scioccante perché avevamo già detto, insomma, di questa cultura del coltello che si diffonde, basta una lite e poi alla fine, no, si passa subito all'azione con il coltello. E qui addirittura ucciso un ottantenne perché attraversava la strada. La lite, gli insulti e l'agguato col taglierino, la tragedia col legno, a scatenare la furia omicida e la lentezza della vittima. Il figlio noi non l'avevamo mai visto. Pensate, no, il racconto di suo figlio Luciano Greco, chiacchieravamo e lui voleva passare. Si è infuriato, gli ho detto che non c'era bisogno di gridare, ma poi lui ha colpito. E l'infermiera che ha soccorso, Francesca Romanisio, aveva una ferita profonda, abbiamo cercato di fare il possibile per salvarlo prima dell'arrivo dell'ambulanza. E qui vedete Luigi Soffrano, 51 anni, che ha coltellato e ucciso l'anziano per una lite stradale. 8:45 Natalia, allora a questo punto parliamo di mondiali, facciamo sentire l'intervista che abbiamo registrato ad Alexandra Colasanti, conduttrice di Calcissimo, il programma di Fulvio Collovati, e noi ritorniamo poi al termine di questa intervista per continuare a commentare la vicenda di Mario Roggero anche con Matteo De Sio.
E allora oggi con noi di Radio Libertà in collegamento Alexandra Colasanti, giornalista, conduttrice di Calcissimo, un programma di Fulvio Collovati, ricordiamoci vincitore con gli azzurri proprio della Coppa del Mondo di Spagna 82, Calcissimo, un programma che è su Top Calcio 24 in diretta dagli studi di Tele Lombardia. Alexandra, grazie mille per essere qui con noi su Radio Libertà. Pier, grazie a te, soprattutto grazie della tua presenza, perché io sì sono la conduttrice, ma tu sei stato anche uno degli opinionisti di punta che con il tuo valore aggiunto hai Grazie. saputo analizzare appieno non solo questa fase che stiamo vivendo in queste giornate calde e afose, noi dall'Italia, ahimè, ma soprattutto durante tutto il campionato e la seconda parte, perché io mi sono ritrovata, diciamo, a condurre la seconda parte di questo campionato così strano, ecco, come gli ultimi e un po' particolare. Tu sei stato il valore aggiunto, ripeto. Grazie, troppo gentile. Ma te appunto con questo programma Valore Aggiunto, perché poi hai insomma seguito tutte queste dinamiche anche mediatiche, istituzionali del calcio italiano, non solo, che poi ovviamente di questo calcio globale e mondiale, e allora iniziamo subito con una fotografia generale del mondiale che è stato segnato dall'uscita prematura di big di squadre come la Germania, il Brasile di Ancelotti, poi anche le tante polemiche per la gestione di Gianni Infantino. Si è detto di questi prezzi record per i biglietti, di questa rincorsa del business per il business, la revoca della squalifica di Balagan dopo la telefonata di Trump a Infantino, insomma tante scosse telluriche, poi soprattutto l'uscita anche della favoritissima, cioè di questa Francia di Mbappé. Insomma, un mondiale che ha cambiato qualcosa nel calcio globale o è solo un'eccezione abbastanza anche rumorosa? È un mondiale che ci ha dato perfettamente la fotografia di quello che è tutto il movimento calcistico, mondiale, mi ripeto, che stiamo vivendo negli ultimi anni. Ahimè, purtroppo molti giovani si son ritrovati, perché i ragazzi di 10 anni non hanno mai vissuto le notti, dei mondiali, e questo lo diciamo sempre, ma non voglio discorrere in polemiche sterili quest'oggi con voi, perché, al netto di tutto parto da diciamo dall'inizio. Al netto di tutto noi assisteremo a un bellissimo finale di torneo, perché si scontreranno la Spagna e l'Argentina, e quindi sono 2 territori dove da sempre, ci sono stati coltivati dei grandi fuoriclasse, e quindi questa sicuramente sarà una grande finale. Il quadro, lo scenario che noi abbiamo visto, credo vada a, rappresentare in pieno il calcio business, il calcio spettacolo, il calcio show. Cercherò di, risponderti mischiando un po' tutto quello che tu hai detto in premessa, ossia la gestione Gianni Infantino, e quindi è una gestione credo non guardando solo le polemiche, e anche io sono un po' polemica perché questi 30 minuti che sembrano andare contro ogni articolo del regolamento della FIFA, fra il primo e il secondo tempo, potrebbero davvero andare a cambiare un esito, di una partita così importante, e soprattutto importante perché, da una parte abbiamo Yamal, un giovane e il futuro, dall'altra parte abbiamo Messi, la storia, il presente, il passato e forse un futuro che potrebbe andare a ridefinire anche quelli che sono gli scenari dei top player mondiali, ossia vincesse Messi, è vero che per molti già è superiore a quello che è stata la storia di CR7, però se vincesse questo mondiale sarebbe davvero un momento di grandissima crisi per tutta l'azienda CR7. Detto questo, andando a riguardare Infantino, io credo che è stato anche molto intelligente il presidente Gianni Infantino, perché ha regalato quello che il calcio vuole oggi. E il calcio oggi vuole denaro, il calcio oggi muove capitali. Basti pensare che è stato un torneo che si è disputato su 3 paesi, un torneo che solo per spostarsi da un paese a un altro bisognava pagare cifre astronomiche di biglietti. Lui stesso, ovviamente, poi io mi domando spesso con quali soldi ha potuto affrontare questi mondiali, con condizioni e temperature proibitive, perché l'abbiamo visto, magari si giocava nella parte nord e c'erano condizioni climatiche con pioggia e diluvi, poi magari ci spostava al sud dove c'era invece un tasso di umidità pari al 100%. Quindi è un mondiale che non rispetta la natura anche umana del giocatore, ed è quello che oggi noi oggi stiamo commentando sui nostri campionati nazionali, ossia il fatto che i giocatori non vengono più rispettati come esseri umani ma semplicemente come numeri, e basti pensare anche al fatto che
onestamente oggi stiamo andando fuori ogni tipo di logica economica e finanziaria su questi trasferimenti. Infatti io qui poi proporrei in realtà come avviene nel tennis, perché è stato curioso, faccio dei piccoli excursus, è stato curioso dopo l'ennesimo trofeo credo di un supereroe chiamato Yannick Sinner, vedere l'analisi dei costi che il tennista sostiene per gestire tutto il suo entourage. E là mi domando, Pierre, e poi forse poi tu lo porterai avanti nelle tue trasmissioni, perché non far sì che anche all'interno della struttura calcistica italiana e anche mondiale il costo dell'agente si riversi tutto nelle tasche del giocatore, e questo già cambierebbe l'ottica del nostro calcio. Comunque, al netto di tutto questo, i colossi, come dici tu, Brasile, Germania, sai, il Brasile da sempre è stato reputato un grande terreno, perché il Brasile poteva permettere di avere calciatori bianchi e calciatori neri, onde adesso al netto di tutto il razzismo, queste polemiche, questi luoghi comuni, però con due caratteristiche completamente diverse, e lo abbiamo visto, questo ce l'ha dimostrato anche il calcio. Abbiamo visto un inizio di mondiali, il torneo dei mondiali, un inizio dei mondiali in cui sembrava che il continente africano potesse predominare sugli altri continenti, quindi sui bianchi. E poi dopo invece abbiamo notato come invece magari i bianchi, con la loro razionalità, con la loro tranquillità, insomma, ecco, il continente africano è un continente di esplosione, no? Ecco, il Brasile infatti ha giocatori di esplosione e giocatori invece estremamente riflessivi, che sono magari quei giocatori che invece però non hanno le prestazioni dei giocatori che sono stati naturalmente dotati dalla natura. È stata una delusione per me l'Austria, è stata una delusione per me la Germania, è stata una delusione, però non la imputo completamente alla gestione dell'allenatore. Sottolineo anche Fabio Paratici, quando ci fu poi la presentazione di Giovanni Malagò in quel di Roma, sottolineò quanto oggi troppo velocemente si punta il dito contro l'allenatore, quindi non credo che questo sarà un punto di arrivo. La parabola è finita per Carlo Ancelotti? Assolutamente no. Invece, al contrario, penso che ci sia un altro allenatore che non mi capacito perché è lì, ed è Scaloni, perché rispetto ad Ancelotti come background e come esperienza parliamo comunque di due personaggi completamente diversi, ecco, e invece penso che forse l'Argentina è stata una squadra che ha dimostrato la fame, e qui per concludere ti dico la fame, e questo è stato il mondiale che ha dimostrato per una buona parte quanto oggi è importante investire su giocatori che abbiano fame, e questo lo possono fare solo coloro che sono nella dirigenza, nella formazione. Quanto è importante investire sulla formazione, ma soprattutto su quella caratteristica, sto leggendo un libro bellissimo, che si è persa quando nei nostri sistemi calcistici appunto sono subentrati i moduli, la tattica, questa formazione portata all'estremo, questa preparazione portata all'estremo, che era il talento personale unito alla libertà di pensiero messa in pratica sulle gambe di ogni singolo giocatore. Perché se noi lasciamo i nostri giocatori liberi di esprimersi, ovviamente applicando quelli che sono i moduli, quelle che è la tattica, quelli che sono gli schemi, probabilmente oggi potremo tornare a vedere un calcio show, perché in fondo è stato un mondiale che ci ha rivelato una grande finale, ma credo che ci abbia regalato poco show, perché nella prima parte abbiamo commentato insieme troppi catenacci e troppo poco gioco. Ecco, le partite più belle sono state le ultime, e poi quelle che forse hanno regalato, ad esempio, ricordo l'eliminazione del Portogallo, ecco, le ultime partite sono state davvero quelle più belle, però le prime, voglio dire, non mi hanno così emozionato, ecco. Ecco, ma arriviamo proprio al pronostico, no, per questa finalissima, perché poi, come hai anticipato te, si scontrano anche un po' due filosofie. Hai citato prima Scaloni, è un'Argentina, insomma, anche con origini italiane, lui stesso comunque è di origini italiane, e ha costruito questo gruppo solido attorno a un grande eroe come appunto Messi, lo hai detto prima, ma è soprattutto un'Argentina poi che ci ha abituato a queste rimonte, un'Argentina di carattere, no, la cosiddetta garra, e invece una Spagna che ha mostrato questo gioco fluido, moderno, molto scolastico, quasi perfetto contro la Francia, e così ha schiantato la favoritissima. Che tipo di finale ti aspetti?
Allora, mi aspetto, hai detto bene, un'Argentina come Lazzaro che muore e sembra essere morto e poi invece risorge. E risorge, mi aspetto, perché risorge? Perché l'Argentina è composta da tanti numeri uno e quindi l'hai detto tu, c'è un Messi che potrebbe dimostrare nella finale di essere Diego Armando Maradona e quindi riportare tutti a un sogno comune, cioè a un giocatore unico nel suo genere, anche se per me Diego Armando Maradona rimarrà Diego Armando Maradona. La Spagna invece ha dimostrato, come anche la Fuente ha riportato nelle sue dichiarazioni, di essere oltre la selezione, essere una squadra e quindi quell'identità che hanno notoriamente le squadre interne ai campionati e non una nazionale in cui tanti giocatori si ritrovano. Ecco, mi viene da pensare alla nazionale quando era composta dalla maggioranza da giocatori della Juventus e quindi la nazionale che poi ci ha portato a sognare e perché appunto erano giocatori che già avevano un'identità e la portavano e probabilmente riuscivano a plasmare tutti gli altri giocatori in un unico, ecco mi emoziona, in un unico grande colore che erano 3 colori che erano quelli italiani, che noi purtroppo credo che molto, molto in futuro andremo a ritrovare perché non credo su questa nuova, non lo so, poi dopo parleremo anche della nostra nazionale. Mi aspetto una partita che non finirà sicuramente, che sicuramente finirà ai rigori. Spero vinca la Spagna, la Roja, perché io sono legata profondamente al territorio spagnolo, quindi sono felicissima di vedere questa finale, per me la seconda casa, la Spagna, però c'è una forte componente di, ripeto, fame, cattiveria e poi i sudamericani sono molto agguerriti, gli argentini sono cattivi, eh. Io quando guardo il polo, cioè quando parliamo anche di ecco, andiamo sull'equitazione, quando guardi gli argentini che, cavalcano su quegli animali, su quei cavalli, tu li vedi proprio cattivi, arrivano e sono veramente cattivi e quindi non lo so, secondo me vincerà l'Argentina, Pier. Non ti posso dare un pronostico, mi aspetto Caspita, una bello partita perché mi hai spiazzato, sembrava quasi che dicessi prima la Spagna e invece sì, adesso perché c'è poi quella componente romantica che potrebbe portare, ecco, romanticismo unito, ecco, ti ripeto, alla forza, alla struttura fisica e anche credo alla resistenza. Però c'è da dire una cosa, se la Spagna riuscisse a concretizzare, ma dicendo che arriviamo ai rigori, probabilmente mi aspetto una partita molto chiusa, quindi non mi aspetto un grande show. Durante i primi 2 tempi di gioco mi aspetto sicuramente una partita molto tirata, una partita molto chiusa, una partita che la Spagna ci ha insegnato in questo percorso che abbiamo visto all'inizio, una partita che cercherà di gestire energie, perché la Spagna in fondo nel torneo mondiale ha gestito energie, perché contro il Capo Verde tutti delusi, ci siamo detti che Spagna perdeva contro delle squadre, delle nazionali che insomma non pensavamo potessero, alla quali potesse concedere molto, invece è stato così. Quindi mi aspetto una partita tirata e poi se la Spagna riuscisse a concretizzare anche ad esempio i rigori, se riuscisse a non sbagliare mai, probabilmente l'Argentina si spaventerebbe. Per la tua pubblicità visita il sito radiolibertà.net. Giusto? Sì, spero di sì. È giusta la Sì. No, ma è interessante questo che hai detto, perché poi oltretutto prima però sembrava, no, che ci dicessi di essere attratta proprio da questo carattere degli argentini, poi ci hai detto però la Spagna eh costruisce sì, questo perché sarà gioco una e sfida, battaglia all'ultimo però sangue, sarà perché una in fondo battaglia. la Spagna, ecco, anche le polemiche, torniamo alle polemiche di Deschamps sulla Francia, sul fatto, vedi, stiamo facendo un discorso che unisce un po' tutti i temi. La Francia, non ci sono più francesi, anche anche la Spagna, comunque alla fine, in tutto la storia, il colonialismo, cioè purtroppo si creano questi mix, questi pieds noirs in Francia, che quindi non sono francesi 100%, come in Spagna. In Spagna comunque ci sono molti argentini, famiglie argentine che si sono
poi stabilizzate nel territorio spagnolo e che poi hanno deciso di vivere lì, ma e che in fondo oggi sono spagnoli, ma sono una mescla, no? Come si dice in spagnolo. Di conseguenza sarà una partita difficile, perché comunque sarà una partita fra simili, ecco perché non ti riesco a dare no, un è vero, pronostico, è che verissimo. poi sono scaramantica, quindi spero vivamente che è tutto il contrario di tutto quello che ti ho detto. Bello, quindi detto appositamente per far perdere, no, la squadra Sì, sì. indicata come favorita. Ma Beh, io invece sono juventina, quindi tu non mi puoi chiedere il sì. pronostico della partita, di conseguenza non te lo dirò mai. Sì. No, anche perché lì c'è un Lautaro Yeah. Martinez, sai. Ma invece, ecco, l'hai citata prima te dicendo giustamente ci sono ragazzini italiani che non hanno ancora visto l'Italia ai mondiali. Ecco, l'ultimissima domanda proprio su di noi. Su questa Italia, la delusione, il disastro della terza mancata qualificazione ai mondiali, insomma, che cosa sta succedendo? Quali devono essere le priorità per una riforma strutturale di questo calcio? Io poi te l'avevo anticipato proprio nell'evento che si era tenuto a Milano Marittima della Lega Giovani, era stato anche intervistato l'autore di questo libro sul libro nero del calcio italiano, Michele Criscitiello, che ci ha descritto veramente una situazione molto grave. Insomma, gli esiti poi l'abbiamo visti, per cui una Serie A sì, dove giocano ancora grandissimi giocatori che sono in questo mondiale, però poi alla fine l'Italia ormai veramente una Cenerentola, eliminata in un campetto di periferia dalla Bosnia che è stata eliminata a questi mondiali dagli Stati Uniti, che poi però si sono fermati che erano il paese ospitante. Allora, mi viene un po' una battuta ironica, scusami, adesso divento un po' tifosa, un po' come l'Inter quest'anno che si è fatto scemare la scalata verso il titolo di Champions League facendosi eliminare dal Bodo Glimt in Champions, ecco, quindi vabbè, questa è una piccola frecciatina che puoi tagliare poi in post-produzione, poi non so se la lascerai. Detto Vabbè, ma questo, tanto comunque il calcio norvegese ci ha non schiantato, vorrei che l'abbiamo qualche, visto. No. che qualche personaggio poi si arrabbiasse che io sto insultando l'Inter, però detto questo, non sto scherzando, l'Inter ha dimostrato di essere un grande club quest'anno. Allora, l'Italia sicuramente, non poteva scegliere personaggio migliore perché io non credo nelle minestre riscaldate. Il presidente Giovanni Malagò ha dimostrato già con i suoi incarichi precedenti e anche quelli nella capitale, ecco, di essere un uomo di calcio, un uomo di sport, un uomo che sa fare il suo lavoro, un imprenditore e soprattutto un uomo che ama lo sport e lo ha dimostrato a più riprese. Però non credo che probabilmente la soluzione sarà quella di vedere nel breve termine la nostra nazionale brillare. Lo dico perché ieri sera parlavamo appunto di questo nome che si sta vociferando che andrà Pirlo, ma non credo e spero che non sarà l'ultima scelta perché Maldini sicuramente ha dimostrato insieme a Massara al Milan, tu lo sai meglio di me, di essere un professionista in grado di cambiare le sorti di un club, ma soprattutto di portare un qualcosa che non c'è più, in uno sport così arrogante, in uno sport che è così maleducato, uno sport che è così grossolano e grossier, se mi viene da dire. Maldini ha portato l'eleganza, la razionalità e soprattutto la competenza e questo lo porta anche insieme a Leonardo nel percorso della nazionale, insieme a Malagò. Ma credo, ieri noi lo commentavamo in trasmissione, che per un calcio sempre così più veloce, più proiettato verso paesi dove investono dei colossi stranieri, dei fondi di investimento, vedi il Medio Oriente, vedi gli americani, vedi i thailandesi, vedi comunque colossi importanti, indiani, perché parliamo di Premier League, cioè giocatori, club che veramente nei quali russi investono davvero colossi con tanta disponibilità, tu devi avere perlomeno dalla tua parte una preparazione che possa competere con loro e quindi io spero che si vociferano nomi stranieri sulla nostra panchina, spero vivamente che si investa e che si possa trovare un tecnico straniero che possa dare un imprinting diverso, perché credo purtroppo che il nostro calcio, il calcio italiano, quello che si racconta, quello che ha aperto, che è stato come Noè, no? Nella storia del calcio mondiale, purtroppo in questo momento ha bisogno invece di avere qualcuno che gli insegni
E questa è veramente una missione triste per la sottoscritta, poi ovviamente questo è il mio parere, però c'è bisogno di qualcuno che ci insegni a tornare a quei livelli, che ci insegni come formare i giovani, perché voglio dire, noi abbiamo spesso sottolineato quanto è importante investire sui nostri vivai, però pure la nazionale Under 30 non è che ha brillato tantissimo, o no Pier Vittorio? Sì, e comunque ci sono delle difficoltà perché anche lì non si capisce come mai questi giovani, ce lo diceva anche lo stesso Crescitello, fanno bene, comunque è una nazionale competitiva di questi under 21 e poi non si capisce perché non hanno l'occasione di continuare in Serie A o comunque poi di mettersi in mostra e di continuare a dimostrare il loro talento, come se questo talento poi si spegnesse, perché Però quando così giovani sono così competitivi e poi la nazionale maggiore non riesce ad essere così oltre che nelle competizioni europee, cioè le squadre italiane tagliate abbastanza fuori, a parte le vittorie della Roma, ecco, delle ultime coppe internazionali. cioè, infatti anche su questo spesso si discute, ho discusso nelle trasmissioni, nelle radio, no, perché noi non abbiamo talenti. Alle volte mi viene anche da dire, forse sì, ce li abbiamo, però poi non riescono, come ben detto tu, ad arrivare, ad esplodere e a mostrarlo fino alla prima divisione. E questo probabilmente è una lacuna che abbiamo nella formazione. Quindi se noi avessimo un tecnico sulla nostra panchina in grado di insegnarcelo sarebbe diverso. Se ci fosse invece la scelta di Pirlo, a quel punto io la interpreto anche come la scelta di Maldini e di Leonardo di avere una forte rilevanza nella convocazione, nella scelta di quelli che sono i giocatori da portare in campo. E quindi su quello anche io sarei serena e tranquilla, perché appunto se Maldini avrà carta bianca su questo e anche Leonardo, che è un grande del calcio, probabilmente saremo diciamo sicuri di quello che accadrà anche comparando con quello che abbiamo visto negli ultimi anni. Detto questo, però, per me la corsa nazionale, e spero di ricredermi, ecco, è sempre una cosa scaramantica, un po' come il pronostico della finale della Coppa del Mondo 2026. Non credo che arriverà presto, ma spero di ricredermi, ecco, che i risultati possano arrivare nel breve tempo possibile. Detto questo, sicuramente un'altra di quelle caratteristiche, di quei temi che probabilmente verranno trattati, e perché no, è cambiare proprio questo forte impatto che hanno gli agenti sulle squadre, sui club italiani, e perché no, cominciare a responsabilizzare i giocatori che sono stati deresponsabilizzati da questi ingaggi sopra ogni natura giusta, natura razionale umana, perché voglio dire ci sono cifre astronomiche per dei giocatori che effettivamente ora onestamente noi li andiamo a commentare e diciamo: ma li vale veramente? Cioè Fulvio Collovati commenta, hai parlato di Fulvio Collovati come mio editore, oggi commenta in Rai, perché possiamo parlare solo di quei mondiali, commenta un calcio che non c'è più e nel suo calcio non c'erano queste cifre. Quindi responsabilizzando probabilmente i giocatori andremo anche a vedere meno discontinuità in campo, meno giocatori capricciosi e più impegno e più rispetto per le maglie, ma soprattutto, lo ripeto Pier, io faccio campagne anche quando mi è possibile sui miei canali, ecco, rispettare i tifosi, che sono coloro che fanno sacrifici per comprare i biglietti, per andare allo stadio, ed è giusto onorarli e rispettarli. Assolutamente sì, d'accordissimo con questo, il rispetto poi del pubblico, degli spettatori. E allora veramente grazie, grazie ancora Alexandra, siamo stati veramente onoratissimi, grazie di questa chiacchierata. Non ci resta veramente che augurare allora, come al solito, vinca il migliore per questa finale. Grazie Pier, sono davvero estremamente felice io di essere stata qui con voi, e in bocca al lupo per tutto e soprattutto per la finale, che Crepi il vinca il lupo, migliore, viva il che lupo. vinca la Roca. Esatto, eh sì, e allora veramente godiamoci questo spettacolo, come diceva Enrico Sacchi, del resto delle cose meno importanti, il calcio è la cosa più importante. Grazie ancora Alexandra, e allora veramente a prestissimo. Grazie, buona serata a tutti, buona giornata a tutti. Radio Libertà. Veniamo da una lunga storia e andiamo incontro al futuro con spirito libero per ascoltare tutti e per dare voce a tutti. Di nuovo a te la linea, Pier Vittorio.
Grazie mille Natale. Allora no, lo dicevamo che ci stavamo scusando prima perché nelle precedenti puntate non ci eravamo proprio occupati di questi mondiali e oggi ce ne siamo occupati, oggi che avremmo voluto veramente dedicare integralmente la puntata a questo caso Ruggero. A proposito poi di sport, volevo anche richiamarvi l'intervista proprio a Durigon a proposito del volley, ma prima di quello, ecco, io ve l'ho citata prima, vedete qui così capiamo anche un po' le impostazioni dall'altra parte dello schieramento e anche ovviamente degli altri giornaloni mainstream progressisti, e cioè qui su Repubblica di oggi a pagina 4 guardate che titolone: gogna social contro i giudici, ANM dai ministri accuse odiose, le toghe che rispondono a Crosetto e a Nordio, abbiamo applicato solo la legge, è in corso una violenta campagna diffamatoria. Insomma, non si possono commentare queste sentenze come se fossero il sacro grado e non ci si può sfogare, non si può esprimere il proprio malessere. Poi De Pascale: sulla sicurezza serve una risposta da sinistra, legge che va applicata con rigore. Nella norma c'è scritto, sentite cosa afferma lui, che non esiste legittima difesa se insegui il tuo aggressore per sparargli alle spalle, pericoloso allargare il perimetro. Poi però comunque si rende anche conto del fatto che la sinistra su questi temi, insomma, forse si dovrebbe dare una svegliata, dovrebbe essere più attenta anche alle esigenze e alle richieste dei cittadini che si sentono, no, abbandonati. Abbiamo il dovere di avere una proposta che non può essere sempre dobbiamo rimuovere le condizioni sociali per cui le persone delinquono. E beh, finalmente, anche perché poi si scopre che per la sinistra le priorità sono altre. Per esempio, sul Libero di oggi questa proposta, un nuovo delirio PD, una legge per abolire il maschile, tutte le parole che sono declinate al maschile e che vengono utilizzate anche, no, per persone di genere femminile. Sentite anche qui, giustamente Libero dice il delirio. Ve lo recupero un attimo qui a pagina 12 prima di collegarmi, di sentire anche Matteo cosa ne pensa, Matteo Dessia, di tutto questo. Vedete, nuovo delirio del PD, una legge per abolire il maschile. Con tutti i problemi che ci sono, la priorità dei Dem per il paese è cambiare le parole nei codici. Così la senatrice Valente vuole sostituire il termine uomo con la formula più neutra persona e se ne occupa, vedete, Francesco Storace qui a pagina 12. Mentre i problemi sono tanti, ci sono addirittura, pensate, dei sinti che per intascare quelli che sono comunque sussidi per l'invalidità arrivano addirittura a seviziare il figlio. Questo è il caso, prima non l'abbiamo richiamato, no, quest'altro scandalo, a pagina 4 della Verità di oggi, e vedete qui purtroppo il tempo vola e le questioni sono sempre tantissime da approfondire, da trattare. Vedete, ecco qui, Sinti che sevizia suo figlio per appunto i denari. Niente galera fino alla sentenza. Il 23enne ha reso disabile il neonato di 5 mesi solo per ottenere fondi statali. E qui ci chiediamo, ma dov'è tutto quell'apparato repressivo di assistenti sociali che si è messo in moto per la povera famiglia nel bosco? Siamo sempre lì, giustizia e ingiustizia, due pesi e due misure. Nel novembre del 2024 era uscita la notizia che i servizi sociali avevano cominciato a controllare la giovane coppia d'etnia nomade, da poco residente a Camisano Vicentino, con i 2 figli, e che sembrava un po' in difficoltà. Chissà come mai non c'era stato lo stesso zelo mostrato invece nei confronti della famiglia del Bosco. E infatti guardate che cosa era successo, che gli orribili maltrattamenti erano iniziati poco dopo la nascita del bambino. Nel luglio del 2024 i genitori che vivevano appunto a Camisano Vicentino e sono entrambi sinti avevano chiesto l'intervento del 118 perché la creatura di appena 2 mesi respirava a fatica. Il ricovero fu dapprima all'ospedale San Bortolo di Vicenza, poi nella terapia intensiva neonatale dell'azienda ospedaliera di Padova. Le condizioni già critiche del piccolo peggioravano e i sanitari non riuscivano a comprendere il motivo. Sentite, venne installata una telecamera nella stanza del bambino e le registrazioni mostrarono la violenza con la quale l'uomo, quando era da solo accanto al figlioletto, gli ficcava le dita in bocca. Manovre che si interrompevano quando sentiva arrivare qualcuno e che poi riprendeva. L'intervento degli agenti della mobile, poi a fine ottobre 2024, mise fine alle sofferenze del piccino, ma le lesioni al cavo orale erano state così gravi da provocare la necrosi dei tessuti. E quindi qui ci chiediamo, ma insomma, adesso
8 anni di reclusione, la condanna al termine del rito abbreviato, ma il mostro di 23 anni andrà dietro le sbarre solo se la sentenza sarà confermata in Cassazione, e quindi la vergogna del paragone con i 14 anni e 9 mesi invece inflitti appunto al povero Mario Roggero. Ma allora Natalia, credo che tu mi avessi scritto, vero, che c'è già Matteo connesso. Allora Matteo, ti chiedo subito scusa, intanto benvenuto, ben ritrovato. Buongiorno a te Piero e buongiorno ai nostri radioascoltatori, figurati. Grazie Matteo, perché appunto ritorniamo, come avevamo detto, no, anche con te su questo caso della vicenda di Roggero, e volevo commentare con te anche quello che ha scritto il grandissimo Feltri, no? Perché poi lui ha detto, ma insomma Roggero addirittura l'ha quasi detto come se fosse una provocazione, ha detto lui meriterebbe quasi una medaglia, e poi insomma si è anche discusso su questo fatto, no? Che magari Nordio non doveva aprire l'istruttoria e così potrebbe ledere le prerogative del Colle. Io te lo richiamo, ecco, perché poi non l'avevo fatto vedere nemmeno agli ascoltatori prima, non c'era stata la possibilità, vedete il tempo purtroppo, e cioè a pagina 4 del Tempo di oggi, per chiederti se tu sei d'accordo. E già questa comunque, ripeto, può sembrare una provocazione. Vedete qui sul Tempo di oggi, pagina 4, altro che condanna. A Roggero dovevano dare una medaglia. Siamo nel bel mezzo di una stortura che ci stritola e che toglie il fiato, da cui sarà ben arduo districarsi. E poi vedi qui virgolettati, la giustizia privata. Certo è un rischio, ma è la sola via possibile se ti senti poi completamente abbandonato e senza tutele. Buon senso e pietas. Il buon senso, no, che prima abbiamo richiamato, ignorati dai giudici nella volontà di riconoscere diritti a tutti tranne a Roggero. Perché la questione è anche questa, no, Matteo? Se magari le norme, anche interpretate nella maniera più favorevole, è vero che forse si poteva anche interpretativamente riconoscere il perimetro della legittima difesa, comunque di un eccesso al massimo, però sono stati, ecco, abbastanza implacabili, e però c'è questo buonsenso sociale che ovviamente è sconvolto, perché alla fine un onesto lavoratore che ha vissuto tutti questi shock e che comunque, no, aveva già subito tutta una serie di rapine. Abbiamo sentito prima che si attiva il sistema limbico in questi momenti di paura, ci scrive, cioè, ha scritto oggi sulla Verità Silvana De Mari. Insomma, Matteo, poi alla fine è la Lega stessa che interviene, ma soprattutto ti dicevo lo scandalo, no, dei 2 pesi e 2 misure, perché lo scafista là, Farai, invece condannato a 30 anni, ma ha beneficiato della grazia lui, che però fu ritenuto lo scafista di quell'imbarcazione dove nel 2015 morirono soffocati 49 migranti. Quindi veramente ti chiedo, insomma, sempre casi di ingiustizie che si sommano, no? E comunque di 2 pesi e 2 misure. Allora, innanzitutto poi stavo ascoltando anche la parte che avevi dedicato alla famiglia di Sinti e al padre che purtroppo ha causato una disabilità al figlio. Ecco, giusto per dare anche un sostegno, diciamo, alla tematica della disabilità, i fondi poi per la disabilità sono stati consigliati male questa coppia di immigrati stranieri, perché non sono così elevati da svoltare la vita, anzi per ogni fondo purtroppo per famiglie disabili che sono tartassate ovviamente dalle difficoltà, si deve lottare ogni giorno. Quindi anche qui forse ci sarebbero stati 2 pesi e 2 misure, come dicevi tu, perché con le famiglie italiane assolutamente non vi è questa facilità nel reperirli. E invece per quanto riguarda il caso che ormai ha scosso tutti, parliamo di una persona che, come diceva anche la giornalista, ha disturbi da stress post-traumatico, quelli che sono tipici anche dei soldati quando ritornano da un conflitto, perché quando si tratta di subire più volte lo stesso reato, ma lo stesso torto, la stessa minaccia possibile ai propri parenti, non è detto che ai propri
ai propri figli. Non è detto che si rimanga lucidi, non è detto che si rimanga poi con la stessa fermezza mentale quando si tratta della seconda o della terza ondata. Quindi si dovrebbe invece indagare forse sul perché si sia permesso a un gioielliere di subire così tanti reati e come quella zona non fosse stata attivamente messa in sicurezza, ecco. Ecco, e poi l'altra questione, Matteo, oltre ovviamente alla prevenzione dei reati, la questione dei risarcimenti, perché poi alla fine una persona per bene deve risarcire i familiari o comunque il bandito o i familiari se il bandito non sopravvive quando sta tenendo un'azione del genere da Far West. Ed è quello che ha sottolineato Silvia Sardone qui nel confronto a Zona Bianca, forse l'avete visto, no? Anche dalla sua pagina, stop ai risarcimenti per ladri e rapinatori colpiti durante i loro crimini. Il caso di Roggero dimostra quanto sia urgente compiere questo cambiamento che la Lega ha proposto con il nuovo disegno di legge sulla sicurezza. E qui vediamo, no, Pucciarelli come al solito che si sgola in questa difesa dell'indifendibile, no, con arrampicate sugli specchi. Legittima difesa rinforzata e quindi sempre lecito difendersi in casa contro intrusioni o aggressioni. Stop iscrizione automatica nel registro degli indagati. Ecco, questa è un'altra misura di buonsenso. Poi ci chiedevamo, Matteo, se sarà possibile l'applicazione retroattiva, probabilmente no, perché non può travolgere il giudicato, però sta di fatto che questa norma deve essere approvata, vero? Deve almeno valere pro futuro dopo l'entrata in vigore, e per Roggero abbiamo visto, no, c'è comunque la raccolta fondi proprio per sostenere tutte queste spese legali assurde. Esatto, anche perché il paradosso è che appunto, come dicevano in tanti, una famiglia per bene viene distrutta da questa sentenza, sia ovviamente dal lato umano con il padre di famiglia che va in carcere, sia nel proprio lavoro, quindi perché magari era proprio il padre di famiglia che con la propria gestione mandava avanti correttamente la gioielleria, quindi hanno anche difficoltà poi sia il pagamento paradossale, no? Sia il pagamento per le famiglie dei criminali, sia poi per ovviamente campare loro stessi. Quindi una situazione che assolutamente deve essere sistemata dal lato legislativo, anche per rispetto per il futuro, sperando che si smetta innanzitutto, invece di pensare alla possibilità che l'Italia possa diventare un Far West, invece si smetta e si cerchi di far prevenire la possibilità di ladri che entrano e che attentano poi alla salute e alla vita delle persone per bene. Esattamente, e quindi bisogna difendere chi appunto si tutela, chi si difende. Abbiamo visto che la Lega si muove su tutti i fronti, no? Al vaglio anche l'ipotesi candidatura di Mario Roggero, non solo la raccolta fondi, prima abbiamo anche inquadrato qui, vedete, no? Al vaglio l'ipotesi candidatura e raccolta fondi per la Lega. Chi ha difeso il proprio lavoro e la propria vita non può essere lasciato solo. E poi, Matteo, abbiamo anche fatto notare che comunque per fortuna sono intervenuti anche tanti VIP, no? In difesa di Mario Roggero. Io direi anche, purtroppo i VIP però erano intervenuti a favore del no per questo referendum sulla giustizia, che sarebbe stata un'occasione storica, anche con la previsione di questa alta corte disciplinare che sanziona i magistrati, che avrebbe potuto sanzionare i magistrati differentemente da come fa un CSM, che deve valutare, deve in teoria sanzionare, applicare delle sanzioni disciplinari a chi poi è il proprio elettore, e quindi i votanti vengono giudicati dai votati, i votanti che votano questi magistrati sulla base anche di logiche di cartello, di gruppi, di correnti, di correntismo. E infatti vi richiamo qui, andiamo un attimo a pagina 2, prima vedo dello scoccare delle 9:25, implacabile, proprio sulla Verità di oggi, vedete tutti i VIP, politici, star, cittadini comuni. L'Italia si schiera a fianco di Roggero. Qui
Pagina 2 della Verità, il paese si stringe attorno al gioielliere con centinaia di migliaia di firme contro la condanna. Sit-in, solidarietà, mentre appunto la Lega lancia una raccolta fondi e valuta di candidarlo. Matteo, ti chiedo a te la chiusura, ecco, sapendo che alle 10:30 ci sarà questa visita della Lega Giovani con anche Salvini a Bollate, secondo te come può andare a finire? Magari Ruggero dovrà dirsi ancora di più pentito, perché se il Quirinale a questo punto abbiamo visto che si è mostrato così rigoroso e inflessibile, probabilmente la grazia arriverà soltanto se ci sarà un po' questo cenere sul capo, ecco. Sì, ed è purtroppo l'italiano si deve mostrare pentito anche quando difende la propria famiglia, questo mi sento dire in chiusura. Eh sì, è come se fosse, no, una sorta di rispetto di questo potere che abbiamo visto è pervasivo, che però è ingiusto, perché poi alla fine lascia liberi i delinquenti e però invece le persone per bene devono stare a giustificarsi per tutto quello che fanno. E allora Matteo, gli ultimissimi secondi, soltanto perché abbiamo parlato, no, prima anche di sport, di mondiali, sappiamo che tu sei anche un tifoso, no, del Milan, oltre che ahimè di questa Italia che purtroppo ci lascia solo delusioni, e ovviamente ti chiedo le ultimissime parole proprio su questo mondiale, la finale che ci apprestiamo a vivere. Alla fine ci sarà veramente questa consacrazione definitiva di Messi, o forse una Spagna così compatta, coesa, potrebbe vincere? E poi si scriveva che Trump, che andrà ad assistere alla finale, probabilmente sarà anche un po' a disagio se dovesse vincere la Spagna di Sanchez, si scherzava. Guarda, secondo me sulla carta è più forte la Spagna, ma l'Argentina ha dimostrato sia lo scorso mondiale sia questo che con il gruppo riesce tranquillamente no, però riesce a superare ogni ostacolo con facilità. Anche per questo è una finale che si prospetta essere molto molto affascinante, forse una delle più affascinanti combinazioni possibili. Esattamente, allora veramente grazie Matteo anche per queste considerazioni in leggerezza, perché insomma siamo molto amareggiati per la vicenda di Ruggero e almeno, come diceva Pelé, il calcio è musica, danza, armonia e non c'è niente di più allegro della sfera che rimbalza. E allora così volevamo chiudere la puntata di oggi, quindi grazie ancora a te Matteo, grazie a te Natalia, grazie a tutti voi che ci avete ascoltato e buona continuazione qui su Radio Libertà. Avete ascoltato la rassegna stampa.